Buonasera a tutti ragazzi, avevo promesso una cosa più, diciamo, tenebrosa come avevo detto, ho creato anche una specie di effetto un po' più particolare invece di mettere una foto, questo è reale in effetti ragazzi. Quindi parliamo ragazzi del Codex Gigas, che sarebbe la Bibbia del diavolo. È conosciuta, diciamo, in tutto il mondo come questo nome, la Bibbia del diavolo. Quindi è alta 22 centimetri di spessore e 92 centimetri di altezza. Diciamo che è stata fatta con oltre 160 pelli di animale, però non è solo la sua dimensione, ma ci sono tante, diciamo, immagini a colori, diciamo, del diavolo che ricopre interamente la pagina. Quindi, secondo alcuni studiosi, questo libro è stato scritto da un monaco che nel Medioevo fu condannato ad essere murato vivo per aver infranto alcune regole, diciamo, del monastero, in effetti. E lui, per evitare questa sua punizione, disse che una sola notte scriveva un libro con tutta la conoscenza umana. Giustamente, ragazzi, come fare in una sola notte a fare tutto ciò? E quindi rivolse aiuto a Lucifero per chiedere aiuto per fare questo libro. Quindi dovette fare un patto con il diavolo in cambio, diciamo, della sua anima. Il Signore, giustamente, degli inferi approvò e firmò il lavoro. Quindi diciamo in effetti che nonostante l'incredibile leggenda ha un fondo di verità, la Bibbia del diavolo è stata effettivamente scritta da un solo uomo, anche se dicono che è durato 20 anni. Adesso non sappiamo dove sta, quindi diciamo che adesso non mi ricordo in che parte sta, comunque sta in un museo, ragazzi. Quindi, ah, eccolo qua, l'ho trovato. La Biblioteca Nazionale di Svezia a Stoccolma sta. Quindi questo libro sta a Stoccolma, ragazzi. Pesa 74 kg. Pensate, va preso a due persone perché una sola persona non ce la fa ad alzarlo, quindi è molto grande. In effetti il libro inizia con l'Antico Testamento e è seguito da due opere, una di Giuseppe Flavio e l'altra con Cosma Pagrese, in effetti, quindi altre due persone. A finale, l'ultima pagina, sta scritto in una parola in latino, Hermanus Inclusus, che significa eremita recluso, cioè la storia del monaco che è stato recluso, diciamo che lo volevano murare. Quindi ha firmato, diciamo, questa sua. Quindi mo non sappiamo ragazzi se sia vero oppure no. Fatto sta che questo libro esiste, quindi lo potete trovare a Stoccolma, Svezia. Ci stanno, purtroppo non ho potuto mettere per motivi di privacy ragazzi, perché giustamente, però ci sono proprio delle immagini che raffigurano. No, non l'hanno murato in effetti perché lui ha fatto il libro, capisci? Ha fatto il patto con il diavolo e non è stato murato più, quindi in effetti ha perso l'anima, diciamo, a finale, quindi non è stato murato, però giustamente ha pagato con la sua anima, perlomeno dalla cosa che dicono, e dovrebbe essere così. Pensate, questo è 22 cm di spessore, 92 cm di altezza e pesa 74 kg, cioè ci vogliono due persone per prenderlo. Il libro oggi è ospitato all'interno della Biblioteca Nazionale di Svezia a Stoccolma, quindi chiunque abbia dubbi può andare lì e lo trova, quindi può essere visto, quindi ragazzi. Quindi, secondo la leggenda, è stato fatto in una sola notte da un monaco che aveva giustamente infranto i voti. Quindi ragazzi, mo, verità, bugie, non lo so. Comunque questo libro, Bibbia del Diavolo, esiste. Quindi mo possiamo sapere se davvero la storia è andata così oppure diversamente. Comunque fatto sta che esiste, quindi già è una cosa. Alcuni studiosi hanno detto che c'è stato un monaco che l'abbia fatto in 20 anni, altri dicono in un giorno, in una notte in effetti.
Fatto sta che qui ci stanno tutti, diciamo, le formule magiche, tutta la storia dell'umanità, quindi evocazioni di demoni, ci sta un po' di tutto, ragazzi, in questo libro, quindi diciamo che qui ci sta l'evocazione a tutti i demoni e tutte queste cose qua, ragazzi, quindi diciamo è un libro proprio maledetto, diciamo così, nel vero senso della parola, quindi ci sta un po' di tutto, secondo me, in questo libro. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Abbiamo chiuso con un mistero che poi in realtà esiste pure, non è un mistero, quindi davvero ci sta questo libro. Poi dobbiamo sempre vedere la leggenda se è vera oppure no. Anche se tutte le pagine sono in pelle di animale, ragazzi. Pensate un po' che persona doveva essere colui che l'ha fatto così. Quindi non credo che sia una persona tanto, diciamo, normale. E quello è un museo, come fai a rubarlo? Ci sta un vetro sopra tutto chiuso, quindi capisci? È blindato in effetti, tu non è che lo puoi sfogliare, tu lo puoi solo vedere. In effetti è un vetro grande che lo tiene dentro con i buchi e quindi non lo puoi portare via. Non è che sta lì aperto e lo possono prendere. Quindi nessuno può, a parte che è pieno di guardie, figuratevi se toccano qualcosa così, a parte che per rubarlo, avvocate, ci vogliono 3 persone lì, questo è 74 kg, quindi per portarlo via non è che lo prendono sotto il braccio ed escono fuori dal museo, quindi 74 kg sono tanti ragazzi, poi è grande, quindi ci vogliono 3 persone, quindi non penso che 3 persone passino indisturbate e portano il libro via, quindi sarebbe statisticamente impossibile, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona notte, quindi fate attenzione. Eh sì, avvocate, come fai a uscire con un libro di 74 kg sotto braccio? Quindi impossibile, ragazzi. Il fatto rimane il mistero se è vero la storia del monaco oppure no. Buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.